controllate e partecipate. Volevo dare il carico di due attività funzionali consolidate contenenti l'articolo 444 del medesimo decreto. Visto in particolare l'articolo 11-5 del richiamato decreto, in senso del quale considerano partecipati per il fine in oggetto le società nelle quali gli enti locali dispongono di una quota di 12% per il 15%, tassata con riferimento agli esercizi 2015-2016, l'inclusione delle società a totale partecipazione pubblica di datari di servizi pubblici locali. Presa atto che il paragrafo 6 del principio applicato al bilancio consolidato prevedeva preliminarmente un'attività di competenza nell'organo esecutivo, diretta ad individuare in primo luogo clienti e aziende e società che compongono il gruppo di amministrazione pubblica e in secondo luogo nell'ambito di questi clienti e aziende e società che vanno a comprendere il bilancio consolidato secondo il decreto di rilevanza. Vista la deliberazione di giunta comunale numero 173 del 10/08/2017 con la quale sono stati individuati gli enti considerati nel consolidamento dei conti riferiti all'esercizio 2016, risultano essere, oltre che comunicato dell'azienda speciale di Moschetta, la controllata casa testimone SRL in liquidazione e le partecipate Arispa LT SPA. Vista la documentazione allegata al presente atto, istituita da conto economico consolidato e stato patrimoniale consolidato, relazione nostra integrativa sulla gestione consolidata, relazione dell'organo di revisione contabile in data 23/09/2017. Dato atto, la relazione è stata preliminarmente sottoposta all'esame della Commissione consigliare in data 26/09/2016 dell'articolo 10 del recente regolamento del Consiglio Comunale. Questi pareri di regolarità tecnica e contabili espressi ai sensi dell'articolo 197 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3 del regolamento del controllo interno in merito alla presente proposta di deliberazione, per quanto espresso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di approvare le risultate consolidate del gruppo di amministrazione pubblica comune di caso riferite all'esercizio 2016 contenenti correlate dalla seguente comunicazione: conto economico consolidato, stato patrimoniale consolidato, relazione nostra integrativa sulla gestione consolidata, relazione dell'organo di revisione contabile. Grazie Assessore Vano. Ci sono interventi? Vediamo ai voti. Voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Grazie. E passiamo al punto 8 dell'ordine del giorno. Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, che l'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, ricognizione 2017. Relazione del signor Sindaco. Ammesso che con il decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 settembre 2016, in attuazione dell'articolo 18 legge 7 agosto 2015 numero 124, è stato emanato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Questo successivo decreto legislativo 100 del 16 giugno 2017 ha apportato disposizioni integrative e correttive del decreto di cui sopra e ha avviato l'acquisizione via telematica delle comunicazioni sull'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, considerato nel dettaglio la norma che legge sulla amministrazione deve effettuare entro il 30 settembre 2017. Provvedimento motivato dalla posizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente al 23 settembre 2016, individuando quelle che ai sensi di quanto previsto dal testo unico devono essere alienate, ovvero oggetto di misura di razionalizzazione, attuando che la ricognizione e adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'articolo 24 comma primo del PUPS, richiamata anteriormente la propria deliberazione numero 68 del 29 settembre 2016, vede per oggetto l'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie legato A,
Considerato che da quanto verificato dagli uffici proposti, la situazione societaria del Comune di Cavolo non è nel frattempo valutata, intanto la situazione odierna è analoga a quella esistente al 2 settembre 2016. Attuato che sotto l'operazione numero 19, la sezione autonoma rapporti in conti del 21 luglio 2017 è stata fornita le linee di indirizzo per la realizzazione di una previsione straordinaria delle partecipazioni di cui l'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016. Per fine di favorire il corretto adempimento oggetto, ha previsto la disposizione di un prospetto modello standard collegato alla deliberazione di riconoscizione del KPI. Considerato che gli uffici preposti hanno provveduto a compilare il modello di qui sopra, i medesimi dati del piano operativo di razionalizzazione del Comune di Cavolo approvato nel 2016, durato che il decreto 100 del 2017 prevede che l'esito della ricognizione delle partecipazioni ritenute la data 23 settembre 2016 dovrà comunque essere comunicato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del decreto legge 90 del 2014. Attuato che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 26 settembre 2017 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale. Permesso si chiede di approvare la ricognizione delle partecipazioni concedute del Comune di Cavolo la data del 20 settembre 2016 per il risultato della deliberazione del Consiglio Comunale numero 68 del 29 settembre 2016 allegato A e con il risultato dell'allegato B alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante. Incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto dall'articolo 24 del TUSP. Grazie signor Sindaco. Ci sono osservazioni? Nessuna osservazione, mettiamo ai voti. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Votiamo l'immediata esecutività. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Grazie. Passiamo al punto numero 9 dell'ordine del giorno. Proposta di modifiche dello statuto di ASVO, ambiente e servizi Venezia Orientale SpA, ai sensi del decreto legislativo 175/2016. Relazione al signor Sindaco. Premesso che la società ASVO SpA, capitale sociale attualmente fissato in euro 18.526 milioni e il Comune di Cavolo partecipa con un numero di 28.800 azioni pari al 7,4%. La società ASVO SpA, organizzata secondo il modello di Rinaldo Draghi, è stata costituita ai sensi dell'articolo 103,1 lettera del decreto legislativo 260/2000. Il Comune di Cavolo ha confermato il mantenimento della partecipazione in ASVO SpA, prima con il piano operativo di razionalizzazione della società partecipante, redatto ai sensi del comma 612 articolo 1 legge 190/2014, approvato con deliberazione del Commissario straordinario numero 31 del 26 giugno 2015, poi con deliberazione del Consiglio Comunale numero 68 del 29 settembre 2016. Il progetto sociale di ASVO SpA riguarda alcuni servizi pubblici locali, in realtà la società sia specializzata sui servizi di igiene alimentare che fornisce a tutti i comuni soci. Richiamato il decreto legislativo 175/2016, attuativo della legge delega 124/2015, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, contiene prescrizioni in capo alle società in controllo pubblico, tra cui si innova la società ASVO SpA, in quanto soggetta al controllo analogo per rappresentanza ai sensi dell'articolo 15 bis e 15 3 dello Statuto sociale, nonché dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 50/2016. La sentenza della Corte Costituzionale numero 251/2016, per la quale è stata dichiarata l'illegittimità di alcuni articoli contenuti nella legge 7 agosto 2015 numero 124 di riforma della pubblica amministrazione, da cui potrebbero derivare eventuali ripercussioni sul testo unico in esito alle formule di raccordo tra Stato e Regione. Considerato che la società ha fatto pervenire il testo relativo alle modifiche proposte dal Consiglio di amministrazione, che si sostanziano tutti i titoli dello statuto. In vista del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui verranno definiti i criteri in base ai quali l'Assemblea dei Soci può decidere se l'organo amministrativo sia monocratico o collegiale,
Il riferimento al Consiglio di amministrazione è stato sostituito con la dicitura organo amministrativo. Viene tolta la previsione del vicepresidente dell'organo amministrativo. Titolo primo, denominazione, sede, oggetto e durata. L'articolo 4 bis indica che le attività di opera e società sono svolte nell'interesse esclusivo dei propri soci e che eventuali attività svolte da terzi devono rispettare i limiti imposti dal decreto legislativo n. 75 del 2016 e comunque per conseguire economie di scala o altri obiettivi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Titolo terzo, assemblea, articolo 15 ter, 1, al fine di rendere maggiormente indipendente ed efficace il controllo analogo di cui la società è sottoposta in forza dell'affidamento dei servizi ottenuti a livello del giro in house da parte dei nuovi soci, si prevede la nomina del Presidente dell'Assemblea di coordinamento tra i sindaci o loro delegati, stabilendo al contempo le modalità di elezione del governo carico. Titolo 4, amministrazione e rappresentanza. Articolo 16.1. In aderenza a quanto previsto dal decreto legislativo 175 del 2016, si prevede un sistema di amministrazione alternativo tra organo monocratico o collegiale in base ai criteri che verranno stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Articolo 18.2. In fatto di via dei componenti degli organi sociali di ricevere gestione di presenza o grande identificato deliberati per lo svolgimento dell'attività nonché i trattamenti di fine normato. Articolo 23.2. L'attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione delle deleghe di gestione a un solo amministratore, salvo l'attribuzione delle deleghe al Presidente o automaticamente autorizzato dall'Assemblea. Articolo 24 bis. Il fatto di divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali per le società di capitali. Titolo quinto, collegio sindacale, articolo 25 bis. Si prevede che la revisione legale dei conti sia affidata alternativamente alla revisione legale in una società di revisione, non potendo più essere prevista tale funzione capo all'organo di controllo. Articolo 25.4. Vengono pertanto adeguati i conti del collegio sindacale alle relative responsabilità. Altro atto. La presente regolazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. L'argomento è stato correttamente sottoposto nella terza commissione consigliare data 26 settembre ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Consiglio Comunale. Si propone di approvare per la motivazione permessa esposte le modifiche degli articoli sopra elencati dello Statuto Sociale di ASL SpA, come riportato nell'allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento. Grazie signor Sindaco. Nessun intervento? Nessun intervento? Mettiamo i voti favorevoli. Contrari e astenuti nessuno. Votiamo l'immediata effettività. Voti favorevoli. Approvata l'immediata effettività. Passiamo al decimo punto dell'ordine del giorno. Articolo 96 del decreto legislativo numero 267 numero del 2000, individuazione di organi collegiali indispensabili. Relazione del signor Sindaco. Chiamato l'articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000, quale prevede che sono individuati i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, dato atto che ai sensi della presente disposizione in relazione alla competenza funzionale introdotta nella Costituzione dei singoli organismi collegiali dell'argomento, l'individuazione degli stessi è demandata al Consiglio Comunale. Ritengo opportuno al fine di una maggiore efficacia e efficienza dell'azione amministrativa, al fine di consentire nella fase istruttoria dei procedimenti posizione delle necessarie condizioni di merito e valutazioni tecnico-giuridiche e individuare quali organismi collegiali indispensabili, ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 267 del 2000, quindi subindicati coerentemente con quanto disposto negli anni precedenti, le commissioni consigliari permanenti e le conferenze di capigruppo. Ritenuto inoltre opportuno per il buon funzionamento delle attività di competenza comunale, prevedendo la permanenza delle seguenti commissioni, caratterizzate dall'esclusiva partecipazione di esperti dotati di particolari conoscenze e competenze tecniche, spesso non rinvenibili all'interno dell'ente, date a livello specialistico delle stesse, la Commissione Comunale di Vigilanza sulle pari pubblico spettacolo, la Commissione Comunale per il collaudo degli impianti di distribuzione carburante, la Commissione del mercato idrico comunale, istituita a seguito all'adozione del nuovo regolamento comunale del mercato idrico con deliberazione del Consiglio Comunale numero 53 del 29 luglio 2014.
Consiglio Comunale numero 77, 25 novembre 2014, è stata istituita l'organizzazione di gestione della destinazione turistica denominata DMO Caole, in seguito attivata attraverso l'istituzione del tavolo di confronto come stabilito dalla Regione Veneto nella delibera di giunta regionale numero 22.236 del 2013, attuato che in relazione alla soppressione della Commissione edilizia integrata determinata dal regolamento edilizio comunale sul riferimento alla sia la legge regionale 10/2011, in modifica della legge regionale 11/2004 che ha abrogato la legge regionale 3 del 1994, fatto atto che l'argomento è stato provvedimento sul riporto dell'esame della terza commissione consigliare in data 26 settembre 2017 sensi articolo 10 vigente regolamento, il Consiglio Comunale si propone di approvare, di ritenere indispensabili per le ragioni di più premesse sottolineate dal membro collegiale. Le commissioni consigliari componenti, la conferenza di capigruppo, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la commissione comunale per il collaudo degli impianti di distribuzione di carburante, la commissione del mercato etico comunale, l'organizzazione di gestione della destinazione turistica denominata DMO Caole. Grazie signor Sindaco, ci sono interventi? Nessun intervento, passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? E voti astenuti? Nessuno. Passiamo al punto 11 dell'ordine del giorno. Relazione all'assessore Barro. Premesso che con deliberazione di giunta comunale numero 268 del 4/9/2008 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento all'Acqua Venezia delle funzioni previste dagli articoli 5 e 7 della legge nazionale 0204/96/15. Detta convenzione è stata successivamente stipulata dalle parti sottoscritte dal dirigente del settore servizi sociali del Comune di Caole, presidente di Acqua. La medesima convenzione veniva implicitamente rinnovata di anno in anno, salvo possibilità di rivedere da una delle parti a mezzo di legge raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza contrattuale. Con la stipula il Comune affidava all'alta le funzioni stabilite dalla legge regionale numero 1096 e precisamente per disposizione dei bandi di concorso nuovi, istruttoria delle domande di richiesta di funzioni pubbliche, formazione delle graduatorie provvisorie, formazione delle graduatorie definitive, disposizione del bando per mobilità dell'azienda, istruttoria delle domande di mobilità, formazione delle graduatorie degli aspiranti alla mobilità. Chiata Venezia per le proprie prestazioni aveva richiesto i seguenti compensi: euro 70 per ciascuna nuova domanda di destinazione o di mobilità unitamente alle cambie delle prime 50 nuove domande, 50 euro per ciascuna nuova domanda di destinazione o di mobilità eccedente alle cambie delle prime 50 nuove domande, euro 35 per ciascuna nuova domanda di destinazione o di mobilità indipendentemente dalle prime domande di specie terminali. L'importo netto dell'IVA, ogni complessivi delle funzioni e attività di date, nonché spese contratti, telefoni e di ogni altro ordine connesso al funzionamento della Commissione per la formazione dei lavoratori. Per ogni nuovo bando successivo al primo, al rispettivo, di cui l'articolo 5 veniva automaticamente comunicato nelle seguenti misure, tenuto conto dell'andamento degli ultimi anni di variazione dell'indice dei prezzi di consumo. €1 per ogni nuova domanda di destinazione e mobilità, 50 centesimi per ogni nuova domanda di destinazione e mobilità. Vista l'opera dell'Acqua Venezia, protocollo 37298, 30/11/2016, con la quale l'azienda proponeva al Comune di Caole il rinnovo della convenzione, allegando il nuovo modello modificato sostanzialmente nelle parti sottoriportate. Nuove costi: €80 per ciascuna nuova domanda di assegnazione o di mobilità unicamente all'esame delle prime 50 nuove domande, euro 50 per ciascuna nuova domanda di assegnazione e mobilità eccedente all'esame delle prime 50 nuove domande, euro 35 per ciascuna nuova di domanda di assegnazione o di mobilità indipendentemente dal numero delle domande di specie esaminate, euro 7 per ogni comunicazione
l'amministrazione è mezzo opposto o sta sull'esito dei concorsi ai concorrenti. Validità triennale della convenzione dal bando 2017 al termine rinnovata tacitamente per altro triennio a meno di disdetta con lettera raccomandata almeno 2 mesi prima della scadenza indicata per il bando successivo. Ad ogni rinnovo triennale il corrispettivo di cui al punto 1 viene aumentato in base all'indice ISTAT. Riscontrato che l'ARPA con la nuova proposta consente un generale risparmio sul costo attuale, vista la proposta di convenzione predisposta dall'alta Venezia allegata alla presente di cui costituisce parte integrante sostanziale. Attuale che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 26/9/2017 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale. Con trasporto sia il Consiglio di deliberare e approvare la delegata posta di convenzione di durata triennale per l'affidamento alla permanenza delle funzioni previste dall'articolo 5 e 17 della legge regionale 020496 numero 10 e successive modificazioni e integrazioni. Trovato che la stessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rimane mandato al dirigente del settore servizi della persona di provvedere alla stipula della stessa. Grazie Assessore. Sono interventi? Non sono interventi. Grazie Presidente. Approfitto del provvedimento in discussione per porre una domanda che non è esattamente collegato al tema, anche se in qualche modo ha a che fare con i rapporti tra Comune e ARPA. E chiedo all'assessore, chiedo alla Giunta notizie circa l'accordo che qualche mese fa è stato detto era in via di definizione per l'utilizzo da parte del Comune della palestra del centro arte di San Giorgio di Venezia e chiediamo se è possibile avere un notizio, un aggiornamento sulla questione. Grazie. Grazie Capogruppo. Sì, è già stato approvato tutto, insomma, addirittura d'arrivo sia sul discorso della palestra che anche per i 3 alloggi che dovevano procedersi sempre da San Giorgio. Doveva essere con poco tempo il discorso della palestra, anche perché anche noi ci teniamo molto più complesso. Grazie Assessore Lando. Ci sono altri interventi? Nessun altro intervento, mettiamo i voti. Voti favorevoli? Voti favorevoli? Voti contrari? Nessuno? E unanimità. Grazie. Passiamo alla votazione dell'immediata esecutività. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 12 dell'ordine del giorno. Mozione presentata dal consigliere Rosanna Conte a tema progetto referendum per l'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017. Consigliere Conte. Grazie Presidente. Do lettura della mozione. Referendum sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017. Premesso che gli ultimi governi nazionali hanno consolidato il potere centrale, impedendo la realizzazione di ogni intervento a favore delle autonomie locali e richiedendo alle stesse un continuo e pesante contributo in termini di risanamento dei conti pubblici statali. Rispetto al dicembre 2011 il debito pubblico centrale è aumentato del 22%, mentre per le amministrazioni locali, regioni, province e comuni è diminuito del 22%. Nonostante la maggioranza degli enti abbiano dimostrato competenza e oculatezza nella gestione dei fondi pubblici, le risorse continuano ad essere trattenute dall'amministrazione statale anziché essere ridistribuite nel tutto territorio. L'attribuzione di maggiori competenze all'amministrazione regionale prevista dall'articolo 5 della Costituzione, così come modificato nel 2001, non ha mai visto reale applicazione. La perdurante assenza di risposte concrete da parte dello Stato alle esigenze
dare l'autonomia ai propri enti territoriali. A seguito dell'impugnazione del governo centrale della presente legge regionale, la Corte Costituzionale, con sentenza 118/2015, ha dichiarato la legittimità del referendum rispetto al quesito: vuoi che la Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Il Presidente della Regione Veneto di Casale, in data 24/4/2017, ha emanato il decreto di convocazione alle urne, fissando la data della consultazione del calendario del 22 ottobre 2017, come pubblicato nel voto numero 52 del 26 maggio 2017. Considerato che il Veneto ogni anno è sempre ai vertici delle classifiche delle regioni con un maggior reddito fiscale, nel solo 2015 la Regione Veneto ha trasferito 61.843 milioni di euro allo Stato centrale, ricevendo appena 56 miliardi e 385 milioni di euro di risorse pubbliche spese nel territorio, con una differenza negativa di 15.458 milioni di euro. Questo significa che l'amministrazione statale ha preteso 3.137 euro da ogni Veneto, durante il periodo di grave e prolungata crisi economica, testimoniata anzi dalla numerosa scelta di suicidi imprenditoriali dei cosiddetti locali. Tra il 2011 e il 2017 il Veneto ha subito una riduzione di trasferimenti statali pari a 520 milioni di euro, ai quali si deve aggiungere una stretta agli obiettivi del patto di stabilità di circa 450 milioni di euro, cifre che comportano una drastica riduzione degli investimenti sul territorio. Complessivamente, nel periodo considerato, la Regione Veneto ha contribuito a risanare i conti pubblici nazionali con 970 milioni di euro. Valutato che il Veneto, pur risultando storicamente un ente virtuoso nella gestione delle risorse pubbliche, è geograficamente limitato a 22 regioni in statuto speciale, pertanto risulta penalizzato e poco competitivo rispetto alle vicine realtà economiche, le quali godono invece di ampia autonomia fiscale e tributaria. Il rapporto della sussidiarietà 2014-2015 della Fondazione per la Sussidiarietà dimostra che un aumento delle competenze degli enti locali, regioni, province e comuni, stimola la crescita delle PIL pro capite. Di conseguenza, un maggior controllo delle risorse locali a livello locale porterebbe al bilancio dell'economia veneta. In sempre alla riforma del 2001, del titolo V, l'articolo 116 della Costituzione prevede ora la possibilità di attribuire alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Ritenuto che per la prima volta dal 22 ottobre 1966 la popolazione del Veneto è chiamata ad esprimersi sulla propria autonomia, appare necessario dare promozione al referendum sull'autonomia del Veneto, anche in considerazione della marcata disattenzione del cittadino verso le istituzioni democratiche, testimoniato dalla semplice bassa affluenza alle urne. La forte partecipazione e la conoscenza dei Veneti è il presupposto necessario per consentire alle istituzioni regionali di sedersi al tavolo delle trattative con lo Stato, forte del sostegno di milioni di cittadini. Infatti, solo un ampio mandato popolare può legittimare la Regione a chiedere ulteriori forme e condizioni di autonomia, come previsto dall'articolo 5 della Costituzione. Il Consiglio Comunale di Italia si impegna il Sindaco della Giunta a promuovere su tutto il territorio comunale una corretta comunicazione e informazione verso la cittadinanza in ordine al quesito referendario e alla modalità di voto, a pubblicitare le iniziative promosse dalla Regione Veneto e dai comitati sul tema referendario. Posso... Sì, in conclusione, credo di aver ampiamente illustrato le motivazioni che sono alla base di questo importante appuntamento del 10 ottobre ed è perché si chiede attraverso questa mozione, che certo non deve essere interpretata politicamente, un impegno a sostegno da parte del Comune. Spero e mi auguro, proprio alla luce della valenza di questo referendum che interessa tutta la comunità del Veneto, ci sia nel Consiglio Comunale e soprattutto da parte del Sindaco e Giunta, al di là di ogni valutazione, la sensibilità e l'attenzione necessaria rispetto a questo documento, che vuole contribuire alla maggiore forza partecipativa ad un'iniziativa che è fondamentale per il futuro e per l'autonomia della nostra regione. Sono altresì convinta che sarebbe potuto trovare una condivisione all'interno del Consiglio rispetto a questo argomento, dato che subito dopo ci sarà la discussione di una risoluzione presentata dalla maggioranza. Ma confido che vi sia comunque
attraverso forme diverse, è sostanzialmente quello di sostenere e pubblicitare adeguatamente l'appuntamento indetto dalla Regione Veneto, il cui esito sarà sicuramente fondamentale rispetto al futuro anche della nostra comunità, che già gode di una costante attenzione da parte della Regione e che potrebbe, grazie a questo referendum, trarre dei benefici. Grazie. Grazie consigliere Conte. Do la parola al signor Sindaco. Visto che sono stato chiamato in causa, allora prima di entrare nella discussione di merito della mozione, io intendo porre una questione non pregiudiziale ma preliminare, nel senso che è necessario, secondo me, lette le premesse e letto il deliberato, approfondire un attimo la questione giuridica sottesa alla mozione. È notizia di questi giorni, insomma, da alcune settimane, dai organi di stampa, che in alcuni comuni del nostro territorio, parlo proprio della Regione Veneto ovviamente, analoghe mozioni dal testo uguale sono state sottoposte a procedura di infrazione da parte del Corcom, che è l'organismo regionale di controllo sulla comunicazione. Corcom ritiene che il contenuto di questa mozione, come è analoga alle altre degli altri comuni, Musile di Piave, San Giorgio in Bosco, Tombolo, Cittadella, per citare quelle che sono avvenute sulla stampa, è un contenuto che va a violare la normativa vigente in materia di comunicazione. Allora, siccome la mozione non è un atto che possiamo approvare con pareri favorevoli di dirigenti che danno la copertura di legittimità finanziaria e quant'altro, è un atto proprio del Consiglio Comunale, quindi votare favorevole alla mozione significa assumersi la responsabilità di quello che si va a votare, anche nel caso in cui la mozione si possa considerare antigiuridica. Siccome la sanzione di queste procedure di infrazione va da 120.000 euro a 2 milioni e mezzo di euro ed è una sanzione che rimane accollata al Consiglio Comunale che dà il voto favorevole, credo che un approfondimento giuridico della questione sia fondamentale sia in ordine alle premesse, al deliberato, nel caso in cui la mozione arrivasse in approvazione. Chiedo pertanto al Presidente del Consiglio di dare la parola al Segretario Generale per il parere. Grazie al suo sindaco, do la parola al Segretario Generale per il parere. Sì, quanto dirò viene espresso in relazione ai due punti di vostro ordine del giorno, quindi al punto 12 ma anche al punto 13, così come nel testo così come messo a disposizione dei consiglieri, senza entrare in modo approfondito nei contenuti delle azioni proposte, che vengono proposte con tali atti di carattere politico. Rispetto a questi atti, cioè la mozione, la risoluzione, i testi a vostra disposizione, sono necessarie considerazioni che devono prendere le mosse dalla norma che in questo momento è quella del dato normativo, cioè l'articolo 9 della legge 28 del 2000, che è una legge interna di comunicazione istituzionale per le pubbliche amministrazioni in occasione di consultazioni elettorali e sì, quindi anche referendum. La norma che ho citato, l'articolo 9 della legge 28 del 2000, dispone testualmente che dalla data di convocazione dei comitati elettorali, includendo anche il referendum, e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, in questo caso comune. Quello che ho appena letto è stato corroborato recentissimamente da una circolare del Ministero dell'Interno dell'8 settembre, in cui si è precisato che l'espressione pubbliche amministrazioni deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere da cittadini attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che a tal fine non vengano utilizzati mezzi e risorse
mezzi, risorse, personale in generale e strutture assegnati alla pubblica amministrazione per lo svolgimento delle proprie competenze. Ebbene, non si sono e non stiamo realizzando delle preclusioni a che il consigliere Conte e il consigliere Lomassaro presentassero i rispettivi atti politici all'attenzione di questo Consiglio. E nemmeno si realizza nessuna preclusione a che il Presidente del Consiglio abbia posto all'ordine del giorno gli atti proposti, perché è un suo preciso obbligo. Verosimilmente, io parere, non ci sarebbe nemmeno preclusione che il Consiglio Comunale si pronunciasse nel merito, pervenendo alla formazione di una volontà politica che è tipica dell'ordine